Bene direttore, complimenti, sono felice di essere finalmente con un GM, un General Manager, un albergo di massima categoria da noi in Italia e nel mondo, è caso di dire, perché adesso col fatto della Michelin che ci segnala anche gli alberghi, ci sono quelli come dove ci troviamo Eala Lake, com'è? Eala My Lakeside Dream. Ecco, c'è proprio la dicitura appunto in inglese, che significa tradotto il sogno del lago, insomma il lago. Ecco, quindi diciamo che nella lista di più chiavi, no? Perché sono i pluristellati, sono quelli più, non diciamo cosa, chiave, che verrebbero fuori delle parolacce, no? Che hanno più chiavi comunque, ecco. Esatto. Non so se ce l'avete ancora proprio la chiave, no, cioè il chip, tutto elettronico. Anche voi siete nati durante il Covid, quindi non è che, ecco, quindi quelli chiaramente hanno una storia ultra secolare, è chiaro, che hanno mantenuto la chiave metallica. Ecco, la chiave metallica, magari con il chip per l'elettricità, visto che eravamo anche a Sextanzio a Matera, cioè praticamente era la chiave che gira alla rovescio, cioè girando a destra si chiude, quella è proprio antica. E poi comunque il microchip per chiaramente poi avere tutte le cose che servono in camera, anche in una caverna, in una grotta, perché là siamo nella civita. Quindi bene, quindi diciamo che adesso insomma il 5 Stelle lusso, il 5 Stelle non seguono più, sono le dimore storiche, ci sono, poi verranno secondo me fuori anche delle tende negli Emirati Arabi, qualcuno che molto veemente si classifica, cioè ci sono varie tipologie, ci sono ancora questi alberghi 5 Stelle lusso che sono ancora i grandi alberghi, ecco, però ci sono nuove, non so se lei è al corrente delle ville, di tutte queste tipologie appunto che ci sono, che mi sembra siano state considerate. Non so se avete guardato anche gli altri, oltre a voi che avete 2 chiavi, cioè avete notato che la selezione in effetti è ben fatta. Bene, quindi siamo qui col direttore al secolo Roberto Tabaldini. Bene. Lei quindi è qui dal primo giorno? No, dal primo giorno no, è la seconda stagione. La seconda stagione con la famiglia, insomma, con la proprietà. Lei era già ero nelle altre strutture, in un'altra struttura. Sì, sempre del gruppo, il gruppo si chiama, così li salutiamo. Sun Hotels. Sun Hotel, perché di là, adesso io forse vedo Malcesine, un po' come Clint, perché Clint a Malcesine ha fatto 2 disegni del campanile di Malcesine, io da qui posso eventualmente fare una fotografia. Qui vedi Malcesine, di là chiaramente si vede Limone, sembra di capire che c'è anche appunto un traghetto, e quindi semplicemente questo gruppo appunto di 4 alberghi ha deciso poi sulla scia, chiaramente quello avete un Family Hotel che è il Majestic Sun Majestic. Sun Hotels Majestic, sì, ecco. Che è un Family Hotel, e dopo abbiamo altre 2 strutture qui a Limone, che è l'Hotel Splendid e l'Hotel Le Palme, che è qui in centro, nella zona pedonale. È stato premiato l'ultimo nato. Sì, perché chiaramente più giovane, chiaramente come giovane, anche il direttore, come vedete, si vede chiaramente insomma che è di un'altra generazione rispetto al sottoscritto, quindi bene, quindi felice immagino di essere arrivato. Sì, assolutamente sì, perché insomma i riscontri che abbiamo sia dalla clientela che insomma, da tutto il tessuto, il contesto sono sicuramente molto positivi. Credo che insomma anche la nostra struttura contribuisca ad alzare un po' il livello di qualità del Lago di Garda, che ormai se lo merita, ormai è già conosciuto da tanti anni, insomma. Quello il due chiavi del Lago di Garda. Siamo gli unici sul Lago di Garda, sì, con le 2 chiavi siamo gli unici. Ecco. Però diciamo che 5 stelle ce ne sono, 5 stelle lusso non 5 stelle, però hanno scelto voi, diciamo, piuttosto che qualcun altro, insomma gli alberghi appunto non mancano, e quindi bene, però chiaramente siamo un albergo 5 stelle lusso con la spa, con tutti i servizi. Assolutamente, abbiamo una spa, 2 ristoranti, un ristorante alla spiaggia, 2 punti di ristoro sia al bar che alla spa. Diciamo che una caratteristica che non penalizza le chiavi è il fatto di essere adult,
Esattamente. No, perché qualcuno rimase sorpreso come è tutto, in che senso non lo sanno. Ecco, ci sono questi alberghi, diciamo, dove solo bambini dopo una certa età, ragazzi. Dopo i 16 anni. Quindi questo non ha penalizzato le chiavi, ma sfido chiunque a trovare un Family Hotel che ha le chiavi, non so voi che avete maneggiate anche in altri ambiti, se di tutti questi, anche in Francia, ma anche in America, se sono stati premiati, se è una cosa che purtroppo un po' penalizza. Ecco, anche perché per esempio ci sono ottimi ristoranti anche a 3 stelle Michelin con possono, per esempio io ricordo ai tempi del Grand Vefour a Parigi, potevi andare tranquillamente anche con i bimbi, non c'era problema, ma sfido chiunque comunque andare con dei piccoli, ecco, in questi locali non penso che riescono a prenotare, insomma, ecco, queste cose. Quindi no, comunque tutto regolare. Secondo lei cos'è che può avere colpito la Michelin rispetto anche ad altri? Visto sicuramente, che, sicuramente la certo. posizione sicuramente l'ha fatta padrona. Penso, spero, insomma, mi auguro che sia stata valutata anche la qualità dei servizi che vengono offerti, perché insomma cerchiamo di avere, come è giusto che sia, sempre la massima attenzione, la massima cura in tutti i dettagli, in tutti i particolari, tante piccole cose, tante piccole attenzioni verso i nostri ospiti. E poi diciamo la cosa che penso ci contraddistingue un po' dalle classiche, mi passi il termine, ristrutturazioni. Qui a Reale proprio è stata seguita una filosofia quando è stato ristrutturato, ricostruito. Prima c'era cosa c'era? C'era c'era un 4 stelle, l'Hotel Panorama. Che era affacciato così. Sì, era sempre il parcheggio, perché una cosa che colpisce molto è che c'è proprio il parcheggio lungo, c'è poi l'accesso al ristorante o ristoranti. C'è l'accesso al ristorante. Esatto, da una parte dove gli esterni possono prenotare e quindi arrivare a parcheggiare, quindi c'è, diciamo, questa possibilità. Dopodiché per vedere l'albergo, io lo sto vedendo adesso, nel senso che durante il Covid dovevi essere proprio prenotato, alloggiato, deve essere proprio, c'era, ecco, per le famose restrizioni che ben conosciamo. Esatto, quindi chiaramente non era così semplice, ma devo dire che in effetti notavo che questi anche alberghi che non sono ancora stati premiati per il loro ristorante, che però sono degli alberghi importanti, nel senso che hanno un ristorante, e quindi lo vedevo per esempio a Tirolo, dove il livello del ristorante è talmente alto che ci sono solo gli alloggiati che vanno al ristorante gourmet, un po' come da Vittorio a Brusaporto, dove l'albergo è sempre occupato da quelli che vanno al ristorante, quindi non c'è quello che magari fa un tuffo in piscina piuttosto che nella spa, che non hanno neanche, tra l'altro, che se ne fanno, ecco, essendo sempre completi pranzo e cena. Ecco, è questo, io penso che la guida Michelin abbia deciso di premiare anche gli alberghi dove uno può uscire tranquillamente nonostante ci sia un ristorante, no? Come il vostro, che è Senso by Elfio Ghezzi, in più anche quello bistrò, tutto firmato da questo celebre chef già al Trussardi della Scala, se non vado errato. E quindi no, penso che sia anche, cioè il fatto che sia un albergo, che si vada in un albergo, no? Gli alberghi non mancano. Poi non so se si sono ritirati quelli 50 best degli alberghi, la lista che l'anno scorso, mi ricordo, avevano già dato, no? il loro, però quest'anno col fatto della Michelin, secondo me hanno cambiato mestiere, non lo so. Bene. Sicuramente per la Michelin è stata una svolta importante, insomma, andare a considerare. Però loro che avevano la guida con più alberghi rispetto ai ristoranti, che ogni albergo poi ha i suoi ristoranti all'interno, questo è inevitabile, ma ristoranti senza camere erano minori rispetto agli hotel, quindi erano una guida di alberghi, quindi che abbiamo sempre guardato molto bene.
quando mettevano gli alberghi voi non eravate ancora nati come ALA, ma magari gli altri vostri, ecco, ci sono appunto passati, magari anche lei come direttore, ecco, sì. Perché no? Ecco, quindi bene. Quindi cosa c'è di, insomma, adesso che insomma, sono arrivate queste due chiavi e quindi siete un po' il faro del Garda, no? È chiaro che il riconoscimento dà soddisfazione, ma chiaramente è anche una responsabilità, perché insomma adesso bisogna mantenere il traguardo ottenuto. E quindi... No, poi c'è sempre la coperta, vedi, siamo un grandissimo albergo, abbiamo chiaramente dei ristoranti di livello Stella Missa, anche se ancora magari non te l'hanno data, comunque avete una firma appunto autorevole. Cosa succede? Che se punti più sulla ristorazione, magari dopo cali dall'altra parte, perché la coperta si tira, cioè, quindi... Sì, no, diciamo che... Quindi... Spero da questo lato no, anche perché come dicevo la famiglia e i nostri proprietari, insomma, è una famiglia, oltre che essere la nuova generazione, insomma, comunque hanno idee lungimiranti, quindi non fanno distinzione tra un settore e l'altro, insomma, non danno privilegio alla ristorazione a scapito dell'alberghiero, per cui penso che tutto procederà sicuramente di pari passo, come chiaramente ci auguriamo anche di avere la stella Michelin prima o poi arriverà, perché insomma la cucina è valida, lo staff è valido, la Fiodezia è una garanzia, insomma, quindi... Anche solo una, visto che hanno due chiavi e uno chef che è stato più volte 2 stelle, anche perché non c'è 2 senza il 3. Poi perché qui lo chef è proprio al Fiodezia, nel senso che ha un suo esecutive, supervisiona tutto lui, quindi anche il titolo adesso lo stiamo trasmettendo in questo momento in diretta, ma potrebbe avere delle modifiche perché chiaramente Alfio pretende giustamente, essendo uno chef di quel calibro, chiaramente una linea, quindi la rispetteremo senza ombra di dubbio. Quindi ecco, vediamo quali sono comunque anche le offerte di un albergo che ha più ristoranti, perché poi c'è, a parte il bistrò che è sempre aperto, sempre a disposizione, mentre invece alla sera avete il Gourmet Senso 5 sere. Il nostro è 5 sere, dal mercoledì alla domenica. La sera, e poi adesso si aggiunge anche il vostro grill. Sì, nel periodo estivo abbiamo questo locale, insomma, che noi chiamiamo Beach Grill, aperto diurno, a pranzo c'è la grigliata. Sempre a Fioghetti? Sì, diciamo che insomma un po' tutta la ristorazione, la filosofia della ristorazione. Adesso il fatto della griglia, i chef, chiaramente... L'impostazione è tutta sua, insomma. Certo. Chiaramente la concentrazione maggiore va sul ristorante gourmet, sul ristorante senso, però diciamo che insomma tutta la filosofia della ristorazione... Però deve tutto essere in effetti... in armonia. Esatto. Quindi... Adesso non so se anche sul lago di Garda è arrivata la pizza a bordo piscina, che ho visto magari in certi posti in Toscana piuttosto che in Puglia. Non lo so. Da noi no, ma comunque sì. Perché anche quella andrebbe fatta chiaramente con il pizzaiolo, il lievittatore, chiaramente anche quelli sono cose, no? Come anche il club sandwich. O l'avocado toast, queste cose, anche lì ci sono, chiaramente penso anche delle classifiche a proposito, ormai c'è di tutto di più. Quindi bene, ci dica lei cosa io ad esempio non so, cosa potrei non sapere di voi. A dire di noi, da sapere penso che ci sia poco, nel senso che tutta la nostra comunicazione sia social che sul web, insomma, spero, ci auguriamo che sia molto chiaro. Praticamente sì, sono 10 mesi, 10-11 mesi l'anno. Insomma, quindi è una comunicazione molto chiara, molto trasparente, cerchiamo di comunicare un po' tutte le novità, e tutti gli anni insomma qualche novità c'è. Implementiamo ogni anno i nostri servizi. Quest'anno abbiamo implementato il servizio del concierge, abbiamo in progetto un altro servizio da offrire l'anno prossimo agli ospiti delle suite. Non possiamo ancora in fase di cantiere. Lasciano nella manica. No, però diciamo è un servizio che sicuramente può essere apprezzato, e magari sarà un'ulteriore occasione per fare un secondo appuntamento esattamente
2025. Da comunicare. Implementiamo sempre i servizi di spa, i servizi di ristorazione, insomma diciamo è sempre un po'... Quindi sempre per gli alloggiati o ci sono anche per gli esterni. Quindi ci può essere il day spa? Assolutamente sì. Adesso chiaramente in questi periodi di alta occupazione ovviamente la disponibilità sui day spa esterni non è così alta, ma durante l'anno? Però durante l'anno assolutamente sì, tanto la ristorazione quanto la spa è assolutamente a disposizione anche per gli esterni. Ecco, quindi formule, quindi il cliente che viene qui diciamo viene in B&B e poi sceglie o i vostri ristoranti o altri ristoranti, sì. Com'è la... Sì, prenotano tranquillamente, lasciamo la massima libertà. Sono liberi, però c'è una linea che forse va per la maggiore, cioè chi alloggia in un 5 stelle lusso in un certo senso pretende anche di cenare, che so, tutti i giorni al senso. No, lo chiedo. No, diciamo che insomma, la tendenza che vediamo, perché è ormai già da qualche anno, è di voler comunque sperimentare, quindi sperimentano tanto l'interno quanto l'esterno, però diciamo hanno piacere a provare una volta al senso, una volta al bistrò, una volta in spiaggia, insomma cercano una volta in stanza, perché chiaramente abbiamo... E quindi sono sempre menù alla carta, quindi non c'è quel menù che cambia tutti i giorni, perché chiaramente siete un albergo anche con persone che rimangono una settimana, penso. Anche... Sì, insomma una settimana no, però insomma, diciamo che il soggiorno medio, soprattutto in questo periodo, è abbastanza alto. Se c'era qualcosa tipo che è il menù del giorno in uno di questi outlet. Allora noi i menù, con la filosofia di Ghezzi, i menù sono prettamente stagionali, per cui si segue molto la stagionalità, molto i prodotti del territorio e stagionali, per cui c'è questa ricerca, questo continuo cambiamento per seguire c'è la carta. I prodotti, e quindi c'è la carta. Chiaramente il senso, essendo un ristorante gourmet, ci sono 2 percorsi degustazione con l'abbinamento dei vini, che il nostro sommelier è molto bravo nella ricerca e quindi propone sempre... Che è rimasto il vostro? Sì, è sempre da sempre, il signor Menghini, per cui ad ogni, in base alle, diciamo così, alle caratteristiche che desidera il cliente, riesce sempre a dare l'abbinamento dei vini diversi, un po' quasi su misura, quasi personalizzato. Però diciamo principalmente sono due menù degustazione, un percorso degustazione. E invece il bistrò chiaramente è il classico ristorante alla carte, quindi possono scegliere. Certo, quindi la carta per il bistrò e invece i percorsi, quindi si sceglie appunto il percorso. Quindi sono già predefiniti anche i piatti. Dopo nel caso del vegetariano, del carnivoro, del pescetariano, ho detto vegetariano, ho detto vegano, c'è anche vegano, poi assolutamente. Infatti quando viene fatta la prenotazione si chiede sempre insomma, se ci sono intolleranze, se ci sono allergie, in modo da essere preparati per poter insomma soddisfare le loro esigenze senza nulla togliere a tutto il resto della degustazione, per cui che sia anche per loro un percorso, comunque un'esperienza. Quindi pur parlando dell'albergo che è stato premiato, chiaramente dobbiamo parlare anche di cosa c'è chiaramente dentro, e quindi chiedo anche un piatto che può rappresentare le ALA. C'è qualcosa che in questi pochi anni, può avere, no, contraddistinto, perché il fatto che siamo anche sul lago, non so se è il pesce di lago piuttosto che... Noi al nostro interno, nelle nostre proposte alla carta, c'è un menù dedicato al lago di Garda, principalmente pesce ovviamente, quindi c'è questo menù. Però diciamo che la caratteristica, più che il piatto principale, la caratteristica è proprio il seguire i prodotti del territorio, valorizzare i prodotti del territorio, valorizzare la stagionalità del territorio, e quindi penso che sia più quello, insomma, dare proprio un'esperienza culinaria, perché uno poi pensa nelle località turistiche di trovare sempre i soliti piatti turistici, invece no, deve essere effettivamente un'esperienza
Perché io poi andrò a vedere fuori, perché noi siamo qui a Picco sul Lago, quindi praticamente cosa avete? Siete sulle rocce, c'è una spiaggia? Allora, noi praticamente dove ci troviamo adesso è il piano 0, quindi tecnicamente il piano terra, ma in realtà è il settimo piano dalla spiaggia. Si scende in meno 6. Strapiombo, esattamente. Quasi come a San Pietro da cui si vede Positano, o si intravede Positano, no? Sì. Visto che sono in località San Pietro, quindi si scende giù e poi quindi si arriva in questa zona. Della spiaggia. Niente male però. Sì, quindi chiaramente ecco, il cliente viene in bed and breakfast, ma c'è anche il letto diurno, cioè praticamente fa parte, quello in default. Sì, no, uno prenota, arriva, parte quando vuole, quindi già il suo posto. Sì. Ecco, questo penso che sia un plus. Non riserviamo i posti in piscina, in spiaggia, perché chiaramente ognuno può essere libero di scegliere dove poter il numero andare. è questo che mi è capitato il giorno del mio compleanno, che è il 12 agosto, perché non lo sapesse, ero al Cipriani di Venezia, io praticamente ero andato a trovare lo chef, l'albergo era completo, non c'era un posto all'ombra dove sistemarsi, cioè abbiamo analizzato, era impossibile, che era tutto, non so se anche da voi. Sì, alla fine Cioè, quindi quante camere? Ecco, perché abbiamo 67 camere, 67 camere, quindi un bel suddivise in 4 categorie principali, in realtà sono 5, ma la quinta categoria diciamo è riservata alla Royal Suite, ma è una sola, e quindi perché le camere sono diventate sempre più grandi, penso, no? Negli ultimi tempi non c'è più peraltro partiamo dalla categoria Junior Suite, quindi non abbiamo le classiche standard, comfort classiche come spesso si chiamano. Le nostre categorie partono dalle Junior Suite, quindi abbiamo 2 categorie di Junior Suite e 2 categorie di Suite, dove chiaramente si dà risalto alla luce, allo spazio esterno, balconi, terrazze, proprio per godere oltre che del panorama. Sì, perché qui è tutto vista mare, vista lago. Ecco, relax in camera tranquillamente, anche room service in stanza, insomma. Certo. Queste quindi possono essere alcune delle indicazioni appunto di un hotel che ha ottenuto. Il cliente arriva e si rilassa. Io penso che sia stata anche la scelta per il discorso dell'adult friendly, proprio per si deve rilassare. Quindi i ragazzi possono arrivare da quanti anni? Dai 16 anni. 16 più, ecco. Bene, questo è un po' il simbolo, quindi noi vi salutiamo qui dall'Eala, perché Eala significa... Allora, è la traduzione in celtico del cigno, perché il cigno, chiaramente, come dicevo prima, tutta la ristrutturazione, tutto quello che è stata la gestione, insomma un po' l'idea dei servizi da offrire, hanno seguito una loro filosofia, e anche nella ristrutturazione si è seguita una filosofia, si è partito proprio anche dal nome, quindi Eala, che è la traduzione di cigno in celtico, come dicevo, perché il cigno è uno degli animali più rappresentativi, più comuni qui sul lago di Garda, che poi quando dici dai lago, tempi si veniva a riparare, il lago dei cigni, c'è i costi, mi sembra, eccetera, in effetti si venivano a riparare nelle coste, proprio perché diciamo così, la temperatura, i venti erano più deboli, erano più miti, e quindi è sempre stato un punto di diciamo così, di ristoro, chiamiamolo così, per i cigni, di tranquillità e di protezione. E da lì poi è nato un po' tutta la filosofia. Bene, complimenti quindi al cigno, quindi ad Eala, 2 chiavi Michelin. Grazie. Ecco.